Governatore Fedriga, un'importante iniziativa di promozione per Friuli Venezia Giulia, un aereo dove il logo di Io sono Friuli Venezia Giulia sarà visto in tutta Italia ma anche in Europa. Sì, un aereo che viaggerà in Europa, in Nord Africa, nel Middle East, quindi è un Friuli Venezia Giulia che attraverso ITA contribuisce alla sua conoscibilità a livello europeo e globale. Su questo ovviamente è un tassello all'interno di un percorso importante di promozione del territorio col marchio Sono Friuli Venezia Giulia, con campagne nazionali e internazionali che stiamo portando avanti. Oltretutto su questo aereo si potrà in eventi speciali avere un catering dedicato col prodotto Io Sono Friuli Venezia Giulia e poi ci sarà il QR code dove il turista che viene nella nostra regione già al momento dell'imbarco potrà scaricare tutte le informazioni legate alle opportunità che il nostro territorio offre dal punto di vista turistico. Governatore, questo è il risultato di una profonda riforma della campagna promozionale della regione attuata nel corso della legislatura. Sì, noi abbiamo deciso di puntare su un unico marchio di conoscibilità per il Friuli Venezia Giulia, abbiamo trovato molti marchi prima, uno legato all'agroalimentare, un altro al turismo, un altro alla cultura. E insomma questo ovviamente faceva disperdere risorse pubbliche e non ottimizzare i risultati. Non a caso devo dire siamo partiti da poco, ho la piena consapevolezza che è un percorso lungo, però devo dire che già i primi anni ci hanno permesso di avere un ottimo riscontro dal punto di vista dell'incoming turistico. Non a caso siamo stati la prima regione d'Italia che ha recuperato i numeri del 2019, cioè l'anno pre-pandemia. Risultati importanti, non penso che è un punto d'arrivo, ma un punto di partenza sicuramente che ci dà una base più solida.